Pensiero del giorno, sabato 23 agosto. Esplorare vie di dialogo. Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia. A qualunque popolo appartengo. Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto 34. Che cuore largo è il cuore di Dio! Le divisioni tra popoli e nazioni, tra lingue ed etnie, per Lui non esistono. Per Lui siamo tutti figli Suoi, d'uguale dignità. Gli stessi primi cristiani di Gerusalemme stentavano a comprendere questa mentalità aperta e universale. Nessuna comunanza con gli stranieri, ma per Dio nessun è straniero. Dio ama tutti senza distinzione. Se Dio agisce così, anche noi, figli Suoi, dovremmo agire come Lui e spalancare il cuore, rompere tutti gli argini, liberarci da ogni schiavitù. Sì, perché siamo spesso schiavi delle divisioni fra poveri e ricchi, fra generazioni, fra bianchi e neri, fra culture e nazionalità. Quanti preconcetti nei confronti degli immigrati, degli stranieri, quanti luoghi comuni su cui è diverso da noi. Da qui le insicurezze, la paura di perdere la propria identità, le intolleranze, con un Dio che non fa distinzioni di persone. Come non mettersi in cuore la fratellanza universale? Figli dello stesso Padre, possiamo scoprirci fratelli e sorelle di ogni uomo e donna che avviciniamo. Se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio, un amore capace di andare incontro all'altro, di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue situazioni di dialogo, di assumere i pesi, le preoccupazioni, al punto che l'altro si senta capito e accolto nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé. Un amore che muove i cuori fino alla comunione dei beni, che ama la patria altrui come la propria, che costruisce strutture nuove nella speranza che è possibile far retrocedere guerre, terrorismi, lotte, fame e i 1000 mali del mondo. Sabato 23 agosto. Esplorare vie di dialogo. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita di maggio 2006. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.